dicevo, avevo bisogno di comprendere, piacere di comprendere se ci sono insegnanti anche della scuola primaria o solo della secondaria di primo grado. C'è qualcuno anche della primaria? Per ora no. Bene così, okay, così posso calibrare, i contenuti del mio intervento. Allora, io vado a proiettare un po' di slide che già vi avviso seguirò, solo in parte. Intanto andiamo. Okay, mi confermate che vedete le slide? Si vedono? Sì. Okay. Sì. Bene, grazie, grazie mille. Allora, intanto partiamo col dire questo, che questo è un ciclo di 4 incontri suddivisi in due macro unità. Nei primi 2 incontri, questo è quello del 15 di settembre, ci occuperemo di qual è il ruolo dell'insegnante nelle attività di orientamento e cercheremo di dare un'ipotesi alternativa a come utilizzare questo strumento che è il consiglio orientativo, che è un po' obsoleto perché risponde comunque a una richiesta abbastanza antica del Ministero dell'Istruzione, e cercheremo di capire come possiamo adeguarlo a quelle che oggi sono le richieste dell'orientamento, sia dal punto di vista ministeriale, quindi già vi dico che c'è un'incongruenza tra quello che viene richiesto oggi anche a livello di ministero per l'orientamento e quelle che sono poi le richieste più antiche che sono rimaste come consiglio orientativo, ma dato che abbiamo questo strumento, proviamo a farci una proposta alternativa a come utilizzarlo. Gli altri 2 incontri, quello del 6 di ottobre e quello del 13 di ottobre, saranno più operativi. Cercheremo di costruire anche tramite Zoom dei tavoli di lavoro virtuale in cui potete sperimentarvi effettivamente in una programmazione di attività di orientamento, e eventualmente poi potremo parlarne insieme, anche perché l'obiettivo ultimo comunque di questo incontro di formazione è quello di permettervi di attingere il più possibile a quelle che sono le buone idee, le buone prassi, quindi procederemo in questo senso. Ho piacere di condividere poche informazioni su di me, non per un atteggiamento autoreferenziale, ma perché penso sia bene permettervi di comprendere in che misura potete fidarvi di quello che vi dirò. Io non ho una formazione nella didattica, sono una psicologa e psicoterapeuta in formazione, mi sono occupata principalmente di sviluppo della persona, quindi lungo tutto l'arco della vita. Collaboro con ENAIP che gestisce questo ciclo di formazione da alcuni anni come tutor e sull'orientamento, e nell'orientamento penso che questo sia l'11° anno, se non il 12°, in cui mi occupo a tappeto su varie realtà del territorio, non solo veneto, di attività. Perché varie realtà? Perché l'orientamento, e con alcuni di voi ho riconosciuto dei nomi, ci siamo viste in altri incontri, l'orientamento non tocca naturalmente solo quella che è la scelta della scuola superiore, ma riguarda tutti quei processi di scelta che permettono alla persona di trovare soddisfazione in quello che fa. Scusatemi, ma devo capire perché non mi fa andare avanti. Okay, bene. Per questo motivo l'orientamento di sicuro segue una prassi che è quella educativa dell'educazione alla scelta, come vedremo adesso, ma segue anche tutti quei momenti in cui alla persona non è concesso di temporeggiare una scelta, o quelle situazioni in cui una scelta di vita personale, professionale e formativa non ha risposto alle esigenze della persona, tanto da creare una situazione di problematicità. Per cui, per esempio, di orientamento, oltre che all'interno dei percorsi scolastici, si parla con i famosi ormai NEET, quindi quegli studenti, quelle persone che hanno concluso il ciclo di formazione e non sono inseriti né in un percorso di didattica, di formazione, né in un percorso lavorativo, per esempio. Oppure c'è la parte del ricollocamento che anche fa parte delle attività orientative. Adesso c'è anche la parte per esempio legata
legata al pensionamento, perché in una società così strutturata, così complessa, l'agognata pensione per alcuni diventa motivo di messa in discussione della propria personalità. Quindi c'è bisogno di figure di consulenza che permettano alle persone di ricostruirsi una identità. Un altro canale dell'orientamento, e poi prometto che parto con l'attività, con gli argomenti specifici di questo incontro, ma che mi piace citare, è per esempio l'orientamento con i ragazzi adolescenti che hanno commesso reato. D'altra parte la devianza spesso è una risposta a un disagio percepito all'interno della società. Per questo motivo quello che si fa ad esempio nelle strutture che accolgono in residenziale questi ragazzi è quello di permettere loro di trovare, di costruire un percorso alternativo a quello che è il commettere reato. Detto questo, nella speranza di avervi incuriosito su quanto è vasto questo ambiente, perché per me quello dell'orientamento è un ambiente, dato che vi confluiscono varie figure e non c'è una figura di orientatore in senso stretto. L'orientatore può essere un insegnante, può essere un sociologo, può essere un antropologo, uno psicologo, ma anche figure affini che poi hanno deciso di lavorare a contatto con le persone. E quindi cosa mette insieme tutte queste persone? L'obiettivo comune. In questo caso è proprio quello di sostenere la persona nell'imparare a essere capace e competente nel fare delle scelte per la propria vita, con i due criteri che poi sono quelli che riguardano tutti i tipi di competenza, rispettando quindi il criterio di autonomia e quello di responsabilità. Proprio per questa dimensione così vasta dell'orientamento, esso è concepito lungo l'arco della vita, fa parte di quelle pratiche educative dove per educazione noi intendiamo attività volte a permettere alla persona di apprendere qualcosa di nuovo, adeguandosi al meglio delle sue possibilità alla società, e quindi fa parte dell'apprendimento lungo l'arco della vita. E deve permettere alla persona di apprendere a raccogliere delle informazioni sul suo contesto di vita, sulle relazioni umane e anche sulla sua propria personalità. E d'altra parte una scelta, come vedremo tra un po', il processo di decision making passa per l'integrazione di tutte queste conoscenze. Io posso fare una scelta buona per me nel momento in cui ho bene in chiara qual è la mappa del mio territorio con le sue risorse, con i suoi difetti, quindi lo guardo in modo critico e sono in grado di comprendere rispetto a quella che è la mia personalità, con tutto ciò che questo voglia dire, quindi anche le mie vocazioni, le mie motivazioni, i miei timori, i miei impulsi, comprendo quali aspetti del contesto di vita sono positivi per me, tanto da inserirmi in questi e costruire un percorso buono. Quindi mettiamo insieme quel processo di decision making veramente tante cose in ballo. Inoltre, quello che deve fare qualsiasi azione di orientamento è agevolare questa formazione di schemi conoscitivi e interpretativi della realtà, che siano realistici e critici, che quindi non siano semplicemente assimilati. È per questo motivo che crediamo che questo non solo noi come spazio orientamento, ma anche sulla base della bibliografia, che l'orientamento, soprattutto alle scuole secondarie di primo grado, possa essere assimilato a uno dei tanti obiettivi di apprendimento di competenze, perché effettivamente il processo di decision making è una competenza. Le definizioni di competenze credo che potreste insegnarle sicuramente voi a me, nel senso che siete voi che lavorate con questo costrutto costantemente, ma è importante ricordare, ed è bello che addirittura il MIUR ce lo ricordi, quindi andiamo su una letteratura che vi riguarda da vicino e che non è solo psicologica, perché l'obiettivo di questo incontro è creare vicinanza. La competenza, dicevo, ha a che fare non solo con quelle che sono le capacità della persona, le sue abilità, quindi l'aver imparato a fare delle cose e aver acquisito delle conoscenze, ma la competenza ha a che fare anche con un modo che la persona ha di agire nel mondo. Quindi una persona che sa fare scelte positive per se stessa è una persona che sa analizzare la realtà tenendo in considerazione sé e
facendo una previsione di quello che è il futuro vicino, perché quella è una previsione realistica, che tenga conto di come lui è e di quali sono le sue necessità. In questo senso non potremmo che chiamare in causa appunto questi due assi su cui le competenze si sviluppano, che sono l'autonomia e la responsabilità. Entrambi sono da circoscrivere. L'orientamento non può vedere la persona capace di fare una scelta per la scuola superiore a 14 anni totalmente svincolato da quello che è il rapporto con le figure di accudimento. L'autonomia è un concetto che si sviluppa sulla base dipendente dall'età. E tuttavia c'è da ricordare che a 13-14 anni i ragazzi hanno maturato, se non altro, una consapevolezza su cosa piace e cosa non piace, su cosa è temuto e cosa invece è gradito, cosa rappresenta una bella sfida e cosa no. E hanno già, perché purtroppo o per fortuna non lo so, ma le categorizzazioni per cui tutti i sistemi di generalizzazione della realtà che usa la nostra mente, come gli stereotipi, i pregiudizi, le idee ingenue, si creano nella prima infanzia, ma sono ancora manipolabili nell'età dell'adolescenza. Quindi i ragazzi sono effettivamente capaci di arrivare a una scelta che sia consapevole, dove per consapevolezza intendiamo dire una scelta in cui essi possano riconoscersi. E poi c'è l'aspetto della responsabilità, dove per responsabilità in questo senso intendiamo sicuramente una responsabilità nei nostri stessi confronti. Quindi quello che succede, per fare un esempio concreto, quando i ragazzi si trovano in prima o in seconda superiore e si rendono conto che hanno scelto una scuola che non fa per loro, spesso quello che succede è che dicono: ma io non l'ho scelta perché sapevo veramente cosa stavo facendo, l'ho scelta perché non avevo alternative, perché mi era più comodo, perché la mamma, la prof, la zia mi hanno consigliato questo perché loro mi conoscono, ma ora che ci penso non è proprio una scelta mia, è una scelta che non mi rappresenta. Ehm, Credo che quello che manchi rispetto alla loro acquisizione della competenza del decision making sia proprio l'aspetto della responsabilità personale verso se stessi. E come vedremo, una piccola anticipazione, come possiamo fare in modo di lavorare perché i ragazzi aumentino questa competenza, sicuramente costruendo un progetto, un percorso orientativo che li veda attori partecipi in prima linea. E quanto più loro saranno al centro con le loro idee, con le loro credenze, con le loro paure, e noi saremo nelle retrovie e impareremo a tenere per noi alcune opinioni, e questo è difficilissimo, non lo dice la sottoscritta, ma lo dice Soresi quando parla delle competenze che deve possedere l'orientatore. Se noi riuscissimo a fare almeno in parte questo, avremmo di sicuro aiutato questi ragazzi ad acquisire ancora di più la competenza del fare scelte. Andando quindi brevemente, di questo abbiamo già parlato, quali sono quindi le conoscenze che fanno parte della competenza legata all'orientamento? Per esempio, tutte le conoscenze che riguardano il mondo della scuola. I ragazzi non possono essere degli esperti delle scuole superiori, tuttavia sulla base anche dei loro interessi, del loro sentito dire, possono selezionare delle scuole più che altre, ma su quelle possono sviluppare una conoscenza anche di qual è la distinzione tra una materia e un'altra, per esempio, e anche sulla presenza geografica di alcuni percorsi di formazione presenti nella loro realtà territoriale. Quali sono le abilità? Sicuramente il saper fare una scelta, ma c'è anche l'abilità, per esempio, di attribuire dei risultati che loro ottengono a fattori che siano interni, per cui al loro impegno, rendersi conto di quali sono i loro punti di forza e punti di debolezza. Un'abilità molto concreta, per esempio, quella di ricercare delle informazioni o anche di
di essere in grado di automotivarsi a prescindere da quanto l'attività che faranno sia di loro gradimento. Perché dico questo? Perché qualsiasi percorso loro sceglieranno non sarà mai gradito al 100%. Questo è realmente impossibile. Ci sono delle materie che resteranno, ci sono delle attività che loro penseranno verranno svolte in un certo modo e invece affronteranno da un altro punto di vista o con un altro metodo di insegnamento e quindi di studio. E infine la parte legata al saper essere, quindi quali sono questi comportamenti individuali, queste caratteristiche che i ragazzi maturano quando maturano la competenza del prendere decisioni, per esempio quella che è la metacognizione, quindi il sapere come arrivo a fare questo, il sapere cosa mi aiuta a gestire bene il mio tempo e cosa mi spaventa così tanto da non riuscire ad andare oltre quelli che sono i miei preconcetti o quelle che sono le mie barriere di questo momento. Sapere a quali... Chiedo scusa, sento un audio, vi chiedo gentilmente di chiudere i microfoni, grazie. No, ma è da qui che dovrei avere io il Bene. tastino Chiedo scusa, potete del chiudere i volume. microfoni gentilmente? Grazie mille. Bene. Quindi quando noi parliamo di competenze, questo rispetto a tutto, parliamo quindi sicuramente di una parte legata al pensiero, che porta all'autonomia e alla responsabilità, ma anche di una parte legata a tutti quelli che sono definiti, anche se è una definizione un po' retrograda, alla parte emotiva, al quoziente emotivo. Mi soffermo brevemente su questi due aspetti. Ho scelto di riportarvi questo pensiero di un autore che è un po' antico, perché parliamo degli anni 50, però Sternberg definiva il pensiero in tre parti. Tutte queste tre parti vengono possedute e acquisite e potenziate da ognuno di noi in una combinazione che è sempre unica ed è dovuta all'esperienza diretta, a meccanismi interni. Tuttavia, quali sono gli aspetti del nostro pensiero? Di sicuro la parte analitica, che è quella legata a ragionare, al valutare, scomporre, fare confronti. C'è un aspetto creativo del pensiero, quindi scoprire, produrre novità, utilizzare l'immaginazione e l'intuizione, che sono per di più fondamentali anche nelle attività di studio, per come noi le concepiamo all'interno della scuola. E poi c'è l'aspetto del pensiero pratico, che è quello che parla di progettualità, di portare a termine un obiettivo, di usare strumenti. Ora, Sternberg negli anni 50 diceva che la didattica nelle scuole tende comunque a potenziare l'acquisizione di un pensiero analitico, lasciando nelle retrovie sia il pensiero creativo che quello pratico organizzativo. E mi chiedo se qualcuno di voi la pensa diversamente, se per esempio la scuola oggi dal vostro punto di vista abbia cambiato qualcosa rispetto a questo. Così mi date anche un feedback sul fatto che mi state ascoltando. Devo pensare che Sternberg ha ancora ragione, che quindi il pensiero analitico è ancora quello più forte. Bene, quindi qual è il quoziente emotivo invece? La parte del quoziente emotivo è quell'aspetto che ha a che fare con la nostra capacità di attribuire anche agli altri dei pensieri, delle emozioni e delle motivazioni e intenzioni. E questo perché è importante? Perché ci permette nel mondo di muoverci nella socialità. La nostra è una realtà che non si può sviluppare nell'isolamento. Quando noi parliamo di capacità di fare delle scelte, nelle nostre scelte spesso entrano fattori che non hanno a che fare solo con noi. Pensate a un ragazzo di 13 anni che deve scegliere la scuola. Sicuramente entrerà a far parte del suo prendere decisioni anche le aspettative dei suoi genitori, anche le idee rispetto ad alcuni suoi insegnanti, il desiderio, la necessità per esempio di emulare un adulto che per lui rappresenta un modello in qualche modo.
Quindi di sicuro, oppure possiamo mettere dentro anche per esempio delle aspettative sociali. Noi vorremmo esserci liberati delle gerarchie sociali, eppure non è così. Dopo parleremo di prestigio sociale, ancora un'idea molto forte, soprattutto negli adolescenti, sempre per il meccanismo di generalizzazione e di pregiudizio, è ancora molto forte. Quindi i fattori emotivi entrano a far parte del processo di scelta. E questo noi dobbiamo tenerlo in conto perché in qualche modo siamo noi stessi con le nostre attività educative sugli studenti a costruire alcune delle loro modalità di gestire il quoziente emozionale. Non va più avanti, andrà avanti. E quindi a questo punto sinteticamente il decision making può essere concepito come un processo che ci porta a compiere la scelta migliore per noi in quel momento e in quel contesto tra le varie alternative che abbiamo, perché abbiamo sempre delle alternative e il decision making può essere appreso laddove l'apprendimento è un qualsiasi processo di assimilazione dei fatti della realtà per come noi la vediamo e di accomodamento dei nostri schemi mentali, questo lo diceva Piaget. Quindi anche il decision making non è assolutamente innato, non esistono persone che nascono già capaci di fare delle scelte buone per sé. Esistono persone che sono semplicemente più suscettibili ad apprendere un pensiero organizzativo tale per cui fare delle scelte diventa più semplice. Troverete quei ragazzi che sono capaci di pensarsi nel futuro già in prima media e già diranno io voglio fare questo piuttosto che voglio andare in quella scuola. Troverete dei ragazzi perché per alcuni motivi crederanno che non sono in grado di scegliere, allora avrete delle risposte molto prototipiche. Una scuola vale l'altra, tanto io voglio finire di studiare velocemente, tanto a me non interessa, ma poi a cosa mi serve? In verità, per esperienza personale ritengo che queste risposte per età siano frutto del bisogno di non autoaffermarsi. Quindi abbiamo davanti un ragazzo che per un qualche motivo ritiene che la sua opinione rispetto alla sua vita e al bene per sé non sia positiva, non sia buona e quindi ci deve essere qualcun altro di più autorevole che lo guida in questa scelta. Ancor di più, quindi per questi ragazzi sarà fondamentale che noi agiamo nell'ottica di aiutare a potenziare quelle capacità di autoaffermazione, quindi la terza parte, il saper essere, intanto saper essere competenti su quello che li riguarda, così che possano pian piano imparare ad esprimere se stessi. In tutto questo, che cosa possiamo fare noi, dato che l'apprendimento è qualcosa a cui non ci possiamo sottrarre, e come possiamo definire il nostro ruolo nell'orientamento? C'è un concetto che mi piace riportare, legato a Feuerstein, che è uno psicologo e un pedagogista, che attualmente è colui che sintetizza alcune delle teorie sullo sviluppo del pensiero. Feuerstein dice una cosa, dice che il pensiero, quindi la mente, l'intelligenza, si può modificare e può cambiare lungo tutto l'arco della vita. E se alla persona viene concesso di avvicinarsi a degli stimoli ambientali efficaci anche attraverso la figura di un mediatore, quindi di una persona che permetta al discente, lui lo chiama così, di avvicinarsi a nuove esperienze attraverso qualcuno che sa come gestirle, come aiutarlo ad apprenderle. Quindi in questo senso è proprio la figura dell'insegnante che seleziona gli stimoli e fa sì che questi diventino funzionali per l'apprendimento dei loro studenti. E via via il processo di la presenza del mediatore, secondo Feuerstein e poi anche secondo Vygotsky, diventa sempre meno fisica, meno presente, così che lo studente nel corso del tempo apprenda ad introiettare la figura del mediatore ed essere lui stesso un mediatore dei suoi significati, che è proprio l'obiettivo anche della scuola, quello di permettere poi alle persone di apprendere da sé lungo tutto l'arco della vita, proprio perché hanno appreso non tanto e non solo le discipline in senso stesso, ma come si fa ad imparare, quindi l'aspetto metacognitivo, che è quello più importante.
quali sono le condizioni quindi per cui può funzionare una forma di apprendimento, soprattutto quando noi parliamo di orientamento, questa è una similitudine molto efficace. Innanzitutto l'intenzionalità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti quei momenti orientativi che non sono formalizzati e chiariti allo studente hanno un'efficacia bassissima. Uno studente che non è consapevole che è in un momento in cui apprende a orientarsi non apprenderà ad orientarsi, perché l'aspetto della consapevolezza, quindi mettere attenzione su quello che si sta facendo, è l'aspetto più fondamentale di tutti. È come quando ci sono dei ragazzi che davanti a una domanda banale semplicemente erano distratti e ci rispondono in un modo altrettanto banale, ma dimostrandoci che non sono assolutamente presenti a quello che stanno facendo. Lì manca la consapevolezza e l'attenzione a quello che fanno e quindi l'apprendimento al massimo sarà mnemonico, se ci sarà. L'altro aspetto è quello della possibilità di generalizzare i comportamenti. Noi facciamo orientamento così come insegniamo matematica piuttosto che italiano, piuttosto che tecnologia, per permettere l'acquisizione di competenze. Nell'orientamento la competenza nel fare scelte, ma nelle materie canoniche, questo ancora una volta non lo dico io, ma lo dice il MIUR già nel 2014 con le linee guida dell'orientamento, il valore orientativo delle discipline, ma anche quello di permettere l'alfabetizzazione, che sicuramente non si può concludere col primo ciclo di istruzione. La generalizzabilità permette ai ragazzi di portare con sé l'esperienza di aver fatto una scelta in modo efficace. Non sarà tanto importante rivedersi costantemente in questa scelta, sarà importante riconoscere che in quel momento quella scelta è stata fatta con una procedura, con consapevolezza, con presenza attiva, sentendosi ascoltati e sentendosi capaci di esprimere la propria opinione e raccogliere le informazioni in un modo pertinente, se non addirittura scientifico. E inoltre sarà fondamentale la mediazione del significato. Qualsiasi ragazzo di oggi è in grado di andare sul sito internet di una qualsiasi scuola superiore per raccogliere tutte le informazioni necessarie al suo orientamento. Tuttavia questo non può bastare. Ovviamente ci saranno delle cose che lui non riuscirà a comprendere solo per il fatto che la sua esposizione al mondo reale è di 14 anni e non di 25 o di 30. Quindi avrà bisogno di una mediazione del significato. Quanto più le informazioni che lui raccoglierà o le esperienze di orientamento che lui farà seguiranno o saranno anticipate da un confronto col mediatore, quindi con l'insegnante o con l'orientatore, che comunque sono due figure diverse, tanto più esse avranno un significato per loro e quindi saranno state efficaci per il suo apprendimento a fare delle scelte e di conseguenza a fare la scelta specifica della scuola. Feuerstein ci ricorda anche una cosa, che non è che se non c'è la mediazione non c'è l'apprendimento, semplicemente questo apprendimento in qualche modo subirà degli arresti, dei ritardi. Spesso quello che capita davanti a studenti che arrivano in seconda superiore e vanno riorientati, dico spesso e non sempre, è che in qualche modo uno di questi fattori non è stato, non si è sviluppato nel modo giusto. E quindi quello che traiamo da questo è la necessità, come dicevo prima, di mettere al centro lo studente con tutto quello che lui è. Innanzitutto con i suoi preconcetti e le sue teorie ingenue su quello che è il mondo, con i suoi pregiudizi, con i suoi desideri, gli stereotipi, le sue paure e le sue motivazioni, nonché la vocazione verso alcune cose che gli verranno meglio rispetto a cose su cui ancora avrà bisogno di crescere. Brevemente, e tra un po' vi chiederò di prendere parola, il MIUR si allinea a questo. Questa è una sintesi dei punti che il MIUR ci richiama nelle ormai datatissime linee guida per l'orientamento del 2014. Io veramente spero che ci sia presto un cambiamento e che vengano riaggiornate. Tuttavia il MIUR ci ricorda che l'orientamento quindi mette le persone in grado in qualsiasi momento della loro vita di fare delle scelte connesse alla formazione e all'occupazione. In questo la scuola ha un ruolo centrale perché offre didattica orientante e attività di accompagnamento.
La didattica orientante quindi cosa farà? Insegnerà le discipline per acquisire i saperi di base, le abilità cognitive, logiche, metacognitive, quelle trasversali e tutte quelle competenze metaemozionali di cui abbiamo parlato fino ad ora, in breve le life skills. Inoltre la scuola per l'orientamento deve trasmettere e sostenere la personale cultura del lavoro di ognuno di noi, e questo si fa principalmente attraverso una funzione di modellamento sugli studenti. E infine il MIUR ci ricorda quanto sia importante che le attività di orientamento hanno da connettersi alle esigenze economiche e occupazionali del territorio. Quindi il MIUR ci ricorda, non ci impone, ma ci ricorda che è bello fare orientamento fine a se stesso, ma è importante che i ragazzi acquisiscano anche una buona conoscenza e consapevolezza di quella che è la realtà economica e occupazionale del territorio, così che la loro scelta si possa legare, man mano che crescono, davvero alla realizzazione di un progetto professionale, oltre che vocazionale. Brevemente voglio soffermarmi su questo. Cosa vuol dire che le discipline assumono un carattere orientativo? Sicuramente che la scuola è orientativa nel suo proporre le discipline che sono diverse e costruisce un nesso tra queste e quello che è il mondo reale. Quindi non è semplicemente è il rispondere alla domanda: ma cosa mi serve a me fare questa cosa, perché devo fare la storia? Questo è anche un modo per dare valore orientativo alle discipline. Inoltre permettono allo studente di concentrarsi, chiedo scusa, non di concentrarsi, ma di mettersi alla prova con modalità di apprendimento e con stili di pensiero differenti per comprendere dove egli si trova più affine. C'è un bel parallelismo: quanto più c'è una vocazione verso qualcosa, quindi c'è un interesse, tanto più si sviluppa velocemente una capacità di apprendere in quel contesto. Questo ci sembra scontato, ma in questo contesto che è quello dell'orientamento noi dobbiamo porre attenzione a questo. Io non posso sapere se lo studente che ho davanti tra 5 anni sarà pronto ad iniziare un'università piuttosto che un istituto tecnico, piuttosto che accedere con responsabilità e consapevolezza al mondo del lavoro, ma posso sapere se oggi, per esempio, è più interessato a un apprendimento che sia carta matita, è più interessato a un apprendimento che tenga conto di competenze tecniche, è in grado di giocare e divertirsi o meno con la matematica. Sembra strano, ma ci sono anche quegli studenti che si divertono con la matematica, e ci renderemo conto che proprio perché c'è un interesse personale si crea quella che poi in estremo diventa l'esperienza di flusso, quindi quel momento di motivazione così forte per cui la persona che sta apprendendo un argomento che gli piace tanto o una serie di argomenti si dimentica di tutto il resto. Ma nel nostro piccolo, perché poi non è che a scuola sempre si creano esperienze di flusso, lo vediamo con quei ragazzi che risultano più interessati, ci fanno più domande su un certo tipo di disciplina, di attività, di metodo di studio. Inoltre, in quale altro modo la scuola dà didattica orientativa? Sicuramente permette ai ragazzi di partire dalle proprie idee spontanee su com'è il mondo, dove per mondo si intende il mondo della conoscenza, la cultura, il mondo fisico, tutto quello che ci riguarda, e di destrutturarle per sostituire queste teorie ingenue con delle teorie più equilibrate, più realistiche e sicuramente più evolute. Perché è importante questo? Come dicevo prima, quasi tutte le teorie sul mondo si sviluppano in una fase infantile, quando, per usare dei termini che mi ricordano un po' Piaget, lo studente non aveva ancora, il ragazzo non aveva ancora un pensiero formale, un pensiero svincolato dalla realtà, e aveva invece un modo di pensare in qualche modo anche egocentrico, per cui tutto era imputabile alla sua responsabilità, a quello che lui faceva, e a volte anche un po' magico, slegato dai canoni della razionalità. Quindi lui si dà delle spiegazioni anche generalizzando in modo grossolano, quando non è ancora in grado di comprendere la vera connessione tra i fatti del mondo. Allora è veramente fondamentale che nella scuola succeda questo. Anche questo ha valore orientativo, lo ha sulle discipline, sui fatti del mondo, lo ha anche per esempio sugli stereotipi e pregiudizi.
Inoltre la scuola è l'ambiente privilegiato in cui condurre la persona gradualmente ad affinare i propri processi di scelta, proprio perché permette di avere momenti di autoaffermazione, e poi è un contenitore aggregativo che può dare spazio alle realtà del territorio e connettersi. Questa formazione è un esempio di questo: realtà che si occupano di orientamento da vari punti di vista che si uniscono per creare una coscienza comune. E infine, c'è da ricordare un fatto che l'insegnante, a prescindere dall'essere o meno una figura strumentale nell'orientamento, orienta sempre e comunque, lo fa con i suoi atteggiamenti, con le sue opinioni personali, anche con le sue frasi fatte, con la sua disciplina, il modo di essere. Questo, che ci piaccia oppure no, quella dell'orientamento è una veste di cui voi non potete spogliarvi, perché rappresentate gli adulti estranei alla famiglia con grande autorevolezza e grande potere di modellamento sugli studenti. È il motivo per cui è veramente importante il fatto che oggi ci siano così tante persone che partecipano, per riflettere insieme su questo. La nostra opinione personale per i ragazzi, e poi do la parola volentieri, la nostra opinione per personale per i ragazzi in qualche modo ha sempre una funzione. Ha una funzione perché loro, attraverso le parole degli adulti, anche a 13 anni e 14 anni, continuano a costruirsi un'idea del mondo. È quello che un po' ci rimanda a quella che era la teoria degli ecosistemi di Bronfenbrenner. Quindi quanto più i ragazzi imparano a progredire, quindi entrare in connessione con sistemi, universi più distanti da loro, tanto più padroneggiano il mondo, si sviluppano e imparano ad avere a che fare. Ma l'interazione che c'è nei sistemi vicini a lui, quindi la famiglia, la scuola, hanno un impatto fondamentale anche su come lui poi padroneggerà quelli che sono gli ecosistemi più esterni. Con questo mi fermo e io stoppo anche la condivisione un attimo, e mi piacerebbe sentire la professoressa Bertocco. Deve aprire il microfono. Sì, sì. Ecco, mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì. Okay. Niente, buonasera a tutti, intanto grazie. Niente, avevo dei dubbi in relazione alle 2 slide precedenti in cui si è parlato in relazione alle life skill, nel senso che si diceva, da quello appunto che forse ho capito erroneamente io, le life skill sono competenze che devono comunque essere suggerite, suscitate e poi allenate nell'ambito scolastico. Io non lo so, mi sono fatta l'idea che è vero che possono essere allenate nell'ambito scolastico, sicuramente sì, che siano suscitabili effettivamente nell'ambito scolastico corrispondentemente a quella che è lo stile della persona, il carattere della persona, questo non so se sia effettivamente vero. Mi preoccupa, ecco, invece il fatto che il Ministero ci voglia condurre anche a matematica. Invece un Professoressa, sono la fermo un per il fatto che attimo. stiamo parlando di segmento di Professoressa, mi scusi, io ho sentito molto bene la prima parte, ma nella seconda c'erano un po' di interferenze. Le chiedo se può riprendere il secondo punto. Grazie. No, dicevo che appunto, siccome, aspetti che forse adesso ho anche il treno che sta passando, dicevo che le life skill secondo me sono un pochino innate anche nella persona e soprattutto vengono suscitate dallo stile della famiglia e un po' sono, diciamo così, anche
una nostra caratteristica, non vorrei dire quasi genetica, però sicuramente la scuola le può, tra virgolette, indirizzare, allenare, eccetera, ma non completamente così modificare. E sicuramente quello che mi preoccupa è il fatto che ci vogliano in qualche maniera indurre anche a valutarle, specialmente, ripeto, in un segmento scolastico in cui sicuramente la persona ha ancora molto da imparare su questo ambito in termini di responsabilità, appunto autonomia, che poi porta anche a mettersi in gioco sul piano della, diciamo, delle competenze sociali, insomma. Ecco, questo mi sembra di dire, e credo che questa sia una cosa che, al di là del fatto di saper lavorare in team, il rispetto delle regole, tutte quelle cose che ci vengono, che sappiamo insomma un pochettino e che cerchiamo anche di valutare un pochino adesso con l'educazione civica, sono state anche molto rivalutati tutti questi ambiti, però senza contare che in realtà erano sempre molto valutati nella scuola senza tirar fuori l'educazione civica, però ecco, dire che la scuola debba allenare queste competenze, cioè suscitare e allenare queste competenze e anche valutarle, secondo me è molto rischioso e anche sinceramente poco produttivo. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Provo, non so se è una risposta, però mi piace seguire gli input. Beh, intanto lei apre il vecchissimo dialogo e conflitto tra natura e cultura, no? Cosa è innato, cosa invece è l'ambiente. Quello che posso dirle come psicologa dell'età evolutiva e che spero veramente di trasmettervi, e se qualcuno sarà interessato posso pensare anche a della bibliografia semplicissima che dimostra questo, e che noi tutti, a prescindere dal nostro quoziente intellettivo, nasciamo con una base più o meno simile sul potenziale di apprendimento, che poi cambia sicuramente a seconda degli stimoli che riceviamo, dell'ambiente. Per di più, se ci pensiamo, quello che prima era lo sviluppo, ad esempio, della persona è cambiato. La generazione Z apprende prima a digitare, prima a ricercare, ma non ha tutta la base metacognitiva che gli permette di capire cosa sta facendo. Allora io ho davanti un ragazzo che è bravissimo a digitare su TikTok, ma poi gli chiedo bene, apri un ipertesto, lui mi guarda per la serie: ma di cosa stai parlando? Eppure anche fare un ipertesto attraverso una finestra di Word dovrebbe essere una competenza informatica. Quindi sicuramente lo sviluppo umano procede secondo linee estremamente differenziate per ambiente, per contesto familiare, per persona, però tutti quanti, anche persone, io ho lavorato anche con persone con disabilità intellettiva grave, e anche lì c'è un potenziale di apprendimento delle competenze di vita, come ci ricorda il criterio di autonomia, sempre in relazione all'età, che sia un'età mentale o che sia un'età fisiologica. Rispetto a quello che lei diceva sulla scuola e le competenze, la scuola da sempre, anche quando non lo faceva dichiaratamente, insegnava le life skills. Perché, e questo lo dice anche il mercato del lavoro, le persone vengono in qualche modo selezionate più che sulle competenze che acquisiscono nel contesto scolastico, su tutto quello che è il come fanno e si presentano con quello che sanno fare. Quindi anche quando la scuola non lo faceva dichiaratamente, la scuola lo faceva comunque. Certo è che resta una grande distanza tra quello che è il voto di profitto e la valutazione delle competenze, che anche lì vanno valutate sulla base di cosa? Ovviamente dell'età. Certo non è semplice, se ci sono delle guide nazionali, delle linee guida nazionali sul voto di profitto, sul programma, che di sicuro penso sono rimaste, non è il mio campo, ma credo che vi diano delle guide nazionali per i programmi da svolgere, di sicuro sarà difficile valutare le competenze, però per esempio noi sappiamo che uno studente di 14 anni è in grado di comprendere se l'obiettivo che ha raggiunto in un compito in classe
è dovuto alla sua capacità di studiare per tempo e di stare attento o solo al desiderio dell'insegnante di portarlo avanti o bocciarlo. Noi sappiamo che è in grado di fare questo perché la mente di un 14enne ha sviluppato i lobi prefrontali. Quindi è in grado di fare questa cosa. Allora, se io ho davanti un ragazzo che ancora pensa che va avanti solo perché è in grado di far simpatia, abbiamo davanti un ragazzo che deve maturare una competenza su come lui si percepisce. Quindi sono d'accordo sul fatto che è complesso, ma mi piace pensare che noi possiamo occuparci più che della valutazione, almeno in questa sede, del come sostenere i processi di scelta, perché quelli ci riguardano. E il motivo per cui spesso così parliamo un po' di consiglio orientativo, il motivo per cui spesso il consiglio orientativo fallisce è che il ragazzo lo vede come un'imposizione, perché il ragazzo vi vede come attori della sua valutazione. Allora non è in grado di comprendere la differenza tra valutazione e consiglio. Lui dice, bene, ma quindi se la mia prof mi dice che io devo andare a fare il professionale, vuol dire che pensa di me determinate cose. Allora, come fare per far sì che questo consiglio orientativo diventi per lo studente qualcosa di sensato? Sicuramente potenziando la sua capacità di relazionarsi con l'adulto, di comprendere il contesto, di comprendere il significato, tutto questo avviene all'interno della scuola. Mi permetto di leggere questa domanda? Ah no, ok, non è... Ok, per chi volesse approfondire? Sono d'accordo. Bene, detto questo, ci sono altre cose che volevate condividere? Purtroppo, come vedete, risposte nette non ce ne sono perché parliamo di studenti che crescono e quindi abbiamo dovuto abbandonare il campo del certo. A volte funziona in un modo, altre volte in altro. Ci sono degli standard, ma noi qui non possiamo parlare di standard perché ogni persona evolve a modo suo ed è il motivo per cui è difficile valutare i ragazzi. Se ci sono altre riflessioni, prima di riprendere, io sarei ben contenta di ascoltare e provare a fare un commento. E sentitevi liberi di aprire direttamente il microfono. Posso chiederle di approfondire cosa intendete per generalizzazione comportamentale? Grazie. Oh, certo che sì, certo che sì. Allora, la nostra mente nasce con l'impellente bisogno di creare struttura, dove per struttura significa confini, regole, perché biologicamente noi evolviamo in un ambiente che può essere pericoloso per noi. Per far sì che l'ambiente non sia pericoloso, quindi che l'essere umano possa vivere serenamente, si crea delle regole su come funzionano le cose. Alcune regole sono regole fondamentali, cioè se c'è il fuoco non mi devo avvicinare perché mi scotto. Altre sono giochi sociali, regole sociali, il fatto che noi quando ci incontriamo anche online ci diciamo buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, quello è un gioco relazionale. Vi consiglio un libro di Eric Berne che si chiama Ciao e poi, che parla dei giochi relazionali, che sono molto interessanti sui ragazzi da vedere per aiutarli a uscire dai loro stereotipi. Comunque, i giochi relazionali ci permettono di gestire e controllare l'ambiente sociale. Immaginatevi quanto sarebbe stato diverso se al vostro buon pomeriggio io avessi risposto semplicemente per favore spegnete i microfoni. Sarebbe stato un messaggio che vi avrebbe aiutato a gestire il contesto e mi avreste definita una persona ostile, un formatore ostile, non disposto alle domande, per esempio. Allora, in questo bisogno di creare struttura, da quando noi siamo piccoli ci creiamo mentalmente delle teorie su come funziona il mondo. Quindi generalizziamo. Allora, la prima generalizzazione che facciamo è linguistica. Per apprendere il linguaggio, che è una cosa molto complessa per i ragazzi, noi partiamo, allora, guarda Bau Bau e a un certo punto tutto quello che cammina a quattro zampe si chiama Bau Bau. Quella è la prima generalizzazione da cui i bambini devono uscire. Poi guarda Tommy, che è il mio cane, e adesso tutti i cani si chiamano Tommy. Seconda generalizzazione. Sui pensieri complessi,
Quindi quando i ragazzi crescono, e ovviamente pensateci, com'è che i bambini capiscono che Tommy è solo il loro cane? Non lo capiscono mica solo da soli. C'è la mamma che dice no, quello non è Tommy, quello è Bobby, ma è sempre cane, cane, generalizzazione cane, quella corretta. Noi facciamo lo stesso con i ragazzi a scuola. Allora, quando i ragazzi vengono e ci fanno quelle idee, che hanno quelle idee un po' strane su come funziona il mondo, che sono ancora teorie ingenue, un po' stereotipiche, per cui, che ne so, adesso mi viene a dire perché, per esempio, non lo dicono apertamente, ma lo pensano, le femmine non sono brave in matematica, che strano, una prof femmina che fa matematica, ma probabilmente perché voleva fare altro, ma non è riuscita a fare niente, quindi insegna. Quindi 3 stereotipi in un sol colpo. Allora, lì che cosa possiamo fare? Quella è stata una generalizzazione dovuta a cosa? Beh, non si sa. Per esempio, a me viene in mente che dato che la conoscenza passa attraverso il gioco, principalmente quando i ragazzi sono giovani, quello che succede è che se a dei bambini viene detto di non fare giochi da femmine e ai bambine di non fare giochi da maschio, si iniziano a creare delle generalizzazioni, quindi degli stereotipi e pregiudizi. Per esempio, adesso va molto di moda creare giocattoli neutri, ma quando io ero piccola, classe dell'86, era strano vedere uno dei miei compagnucci all'asilo che giocava con la cucina. Era molto strano che la mia suora, perché al tempo l'asilo era gestito dalle suore, non mi allontanasse dalle costruzioni per dirmi ma tu vai a giocare alla cucina. Ora, a me sono arrivati questi stereotipi qua, queste generalizzazioni qua. E ci ho fatto i conti crescendo, conoscendo persone, guardando il mondo, con dei genitori, degli insegnanti che mi hanno anche detto guarda che non è proprio così, o a volte quelle esperienze non sono state così salienti per me da arrivare a costruirmi una generalizzazione da quella cosa, però solitamente molte di queste teorie non sono solo ingenue, sono anche totalmente inconsapevoli. Io mi muovo nel mondo senza saperlo. Pensate, così ci caliamo un po' di più e andiamo un po' avanti, pensate a quanto in questo momento i ragazzi hanno assorbito sul mondo del lavoro che è precario, instabile, spaventoso, senza che noi ne abbiamo mai parlato direttamente con loro. C'è un bombardamento mediatico che non segue la mediazione dell'adulto, quello che dicevamo prima di Feuerstein, cioè lo stimolo costante che è l'informazione mediatica non segue sempre, perché spesso avviene in contesti non strutturati, non segue la mediazione di un adulto che dice parliamo un po' di quello che hai ascoltato. Cioè, com'è possibile? Io l'anno scorso mi ha fatto molta simpatia, ma mi è rimasta impressa, la cito sempre. Sono andata a fare dei laboratori e non ne facevo da un po' di laboratori con le scuole medie, quindi non sapevo neanche più cosa aspettarmi perché poi si perde il ritmo. Facciamo 2 ore bellissime. Alla fine di queste 2 ore, ragazzi tutti contenti, una ragazzina si avvicina e mi fa, mi scusi, ma lei mi potrebbe dire che cosa devo fare per evitare di fare, e faccio proprio il gesto, la commessa. E lei me l'ha detto così e io sono rimasta veramente allibita. Ma poi mi sono resa conto, prima di dare la mia risposta, che non è stata una risposta ma un approfondimento, ho proprio pensato, beh, effettivamente, quali sono i messaggi a cui lei sarà sottoposta da quando ha più o meno 4-5 anni? Beh, li vediamo subito. I laureati finiscono a fare i commessi da McDonald's. Primo, non c'è più lavoro, il precariato, le menti brillanti vanno via all'estero perché qui vengono tutti svalutati, chi resta in Italia non sa fare niente, se lavori in Italia sei un raccomandato. Cioè, sono queste le idee che vengono portate avanti. E ci arrivano, non è che arrivano in modo strutturato, arrivano dai film, dai messaggi pubblicitari, e i ragazzi poi prendono sinteticamente alcune informazioni. Cosa possiamo fare noi davanti a questo? Beh, il nostro compito, che è quello di orientare, perché appunto voi non siete orientatori, ma siete orientatori perché siete insegnanti.
Sì, oltre all'idea che fare la commessa è sminuente, esatto, ma perché fare la commessa è sminuente per loro? Perché siamo in piena rivoluzione, veniamo ancora da un mondo che considera il prestigio sociale sulla base del tipo di professionalità e del denaro, e stiamo entrando in un mondo in cui c'è così fame di lavoro e di autoaffermazione che sia distante dal lavoro, per cui le persone iniziano a dare valore alla vita fuori dal lavoro, che i ragazzi sono scissi. Quindi da una parte studiare è fondamentale, e se studio posso avere un lavoro migliore, se studio, quindi se studio per come me lo dicono i miei genitori che era alla loro età, dall'altra però la commessa è anche un lavoro ambizioso, ma fa paura, ma mi accetteranno socialmente se farò solamente la commessa? Perché questo è un mondo che ancora non ha trovato la sua verità. C'è una bella teoria che riprendo sempre volentieri dal mondo scientifico, che è la teoria delle rivoluzioni di Kuhn. Kuhn dice una cosa, dice che il paradigma scientifico è quello che spiega la verità fino a quando riesce a spiegare più fenomeni. Cosa succede nel momento in cui il nostro paradigma non ne spiega più abbastanza? C'è una rivoluzione per cui ci sono tante voci scientifiche che provano a spiegare un po' di fenomeni della realtà. Quindi le persone sono confuse perché da una parte c'è una teoria A che dice una cosa, la teoria Y che ne dice l'esatto contrario, e quindi a volte seguiamo la A, a volte seguiamo la Y. A livello di cultura sociale del lavoro e dell'istruzione, noi siamo esattamente in questa fase di rivoluzione scientifica in cui non c'è più una verità, perché non è più vero che esiste un modello lineare che transita, che permette al ragazzo di transitare dalla formazione e l'istruzione al mondo del lavoro e di rimanerci perennemente. E è vero adesso che ci sono sistemi di istruzione molto diversi tra loro che permettono, per il tipo di base che danno, di fare cose estremamente diverse. Non è neanche vero, io posso parlare, e questo è un suggerimento che do a tutti quelli con cui parlo di orientamento. Se dobbiamo riportare un esempio, riportiamo il nostro, perché noi non siamo dei tuttologi, nessuno di noi ha il dovere di sapere tutto, abbiamo il diritto all'ignoranza. Allora, l'unico percorso di cui siamo esperti è quello che abbiamo fatto in prima persona. Ecco perché è importante poi anche ricordarlo ai ragazzi che ci sono molte verità. Allora io ho scelto alla fine del mio percorso di scuola secondaria di primo grado, insomma ho scelto, avevo la testa su altro però sono arrivata a scegliere con molta fatica quello che era il liceo delle scienze sociali, l'ultima riforma Berlinguer, prima di che inventassero il liceo delle scienze umane e l'indirizzo economico-sociale, c'era ancora il magistrale, esisteva ancora il liceo pedagogico, e quando ho fatto quel liceo io pensavo di svangarmi tutta la matematica, ero contenta perché non si faceva latino e ho detto beh, forse ho trovato la mia soluzione. Nella mia realtà sociale era impossibile non scegliere un liceo per il mio mondo, quindi ho scelto quello che pensavo fosse più semplice. In realtà ho avuto fortuna perché io ero estremamente interessata a come funzionano le relazioni tra le persone. L'evoluzione mi ha sempre interessato tantissimo, quindi quando mi sono trovata a fare 6-7 ore di scienze sociali, che ora si chiama scienze umane, tutte insieme, quindi che sociologia, antropologia culturale, etnologia, psicologia, scienze della formazione, io mi sono trovata bene, ma ho scoperto che dovevo fare anche tedesco. Non so se l'avrei scelto in un altro momento, per esempio. Ho scoperto all'università, quando poi ho scelto psicologia, che la matematica che tanto pensavo di essermi svangata mi serviva, perché io ho dovuto dare 5 esami di statistica e li ho dovuti dare. E adesso non sarei una buona psicologa, sempre ammesso che io lo sia, se non fossi in grado di analizzare un test dal punto di vista psicometrico, per esempio. Quindi, quando io ho finito il liceo, davanti a me tutti dicevano ma o scegli psicologia o scegli sociologia, perché antropologia culturale non serve a niente, perché scienze della formazione primaria lo fanno tutti, pedagogia, figurati dopo, addirittura, insomma, quindi io dicevo, ma sceglierò questo, per fortuna mi piaceva e sono state delle scelte buone per me. Però, quando io oggi parlo con i ragazzi che hanno fatto come me psicologia,
Loro mi dicono: scusami, ma perché scienze umane? Io ho fatto lo scientifico perché mi permette di avere una buona base, per esempio chi ha fatto neuroscienze, una buona base di anatomia, di biologia mi serve molto. C'è chi mi dice: no, guarda, io quel classico, questa impostazione che mi permette di analizzare le cose in modo critico mi è servita e io penso che sia il percorso migliore. C'è anche, e conosco molte persone che hanno fatto questo percorso, chi viene da percorsi totalmente differenti, chi ha fatto un tecnico, chi ha fatto un professionale, una carissima amica che era accademicamente molto molto più in gamba di me e appassionata di psicologia, che ha fatto un alberghiero e si è fatta un primo anno di università a capire come poteva studiare, ma la sua grande passione, il suo grande interesse l'hanno resa una collega molto competitiva. E questo perché ci sono poi i saperi di base che tutte le scuole superiori dovranno trasmettere. Il punto è l'ambito di approfondimento e lo stile di pensiero che noi vogliamo andare a dare. È chiaro che io dubito, per esempio, che io avrei potuto fare bene un professionale sociosanitario, per esempio. Io faccio molta fatica a stare a contatto diretto con il corpo di un'altra persona e non sopporto i bambini. Che cosa ci posso fare? Capita, io lo dico apertamente, non ci sono problemi. Avrei potuto fare psicologia anche dopo un professionale sociosanitario, perché no? Eppure non era la mia scelta, ma perché io non avrei resistito 2 giorni a fare delle materie che non mi interessavano così tanto. Per esempio, ho scoperto che fare diritto era un privilegio. Sono molto fiera di aver fatto una scuola in cui ci fossero così tante ore di diritto ed economia, anche in compresenza, ma ci sono altri che mi avrebbero detto: a che mi serve? Allora, quello che voglio dirvi è che in questa assenza di linearità noi non possiamo pensare di condurre delle attività di orientamento che vadano a costruire fintamente una linearità. La domanda non può essere chi vuoi diventare, la domanda deve diventare assolutamente cosa vuoi imparare adesso, da cosa ti senti più interessato e poi a fianco ce ne mettiamo altre. Quale scuola ti fa più paura e perché? Quale scuola proprio socialmente tu non vuoi fare e perché? E andiamo a lavorare su questi perché. In questo modo io, attraverso qualcosa di estremamente concreto, lavoro sugli stereotipi dei ragazzi. Lavoro sui loro pregiudizi, per esempio sul pregiudizio che l'apprendimento pratico è un apprendimento di serie B. Io onestamente non sarei capace di montare e smontare un oggetto e invidio chi lo fa. È facile, no? A me piacciono tantissimo quei video che fanno vedere dove ristrutturano i mobili e vengono fuori delle cose bellissime. Poi una volta ci ho provato, volevo fare un piccolo mobiletto tutto giallo, simpatico, ce l'ho ancora come dimostrazione a me stessa che io non posso imparare a fare tutto. È una cosa, è bruttissimo, si attacca ancora adesso perché ho messo troppa vernice e sinceramente davvero a livello sia di praticità che di estetica lascia desiderare, ma è in casa mia per ricordarmi questo, che io non sono un falegname e non sono in grado di imparare oggi a fare il falegname, ma c'è chi è bravissimo. E se voi ci pensate, questa è una domanda che vi avrei fatto più tardi, ma va bene farla adesso. Se io vi chiedessi in questo momento, anzi ve lo chiedo e vediamo se qualcuno vuole rispondermi, nella vostra quotidianità, oggi, qual è la professione, dove per professione intendiamo qualsiasi tipo di lavoro, di cui dovete, il professionista di cui dovete avere più fiducia nell'oggi? C'è qualcuno che vuole provare a rispondere? Se no vi chiamo io. Commercialista, bene, sì, assolutamente. Il medico, il meccanico, perché il meccanico, la professoressa Favero? Il medico sicuramente. Eccomi, sì. Sì. Il meccanico perché un po' come l'esperienza che ha portato lei per il mobiletto, io ci ho provato almeno così dal libro della teoria per fare l'esame della patente, anche solo leggendo la teoria avevo proprio un rifiuto, ecco, per la parte di meccanica, il motore dell'auto,
per cui se poi ho effettivamente problemi con l'auto vado in panico. Esatto. E quindi spero vivamente, insomma, che il meccanico sia onesto e Sì. che mi stia dicendo la verità, e mi devo fidare, perché io proprio sono totalmente, non sono portata, ecco, proprio. Sono d'accordo. Come vedete, grazie mille professoressa Favero. Grazie a lei. Ci sono tantissime professioni che vengono fuori, chi analizza l'aria e l'acqua, certo, io vi direi che per esempio questa mattina, questo è un fatto vero, idraulico e caldaista, certo, allora, stamattina alle 6 di mattina la signora anziana che vive al piano di sopra di casa mia è venuta a chiamarmi perché non le funzionava più l'energia elettrica e lei, che ha molta fiducia nelle mie capacità, non capisco perché, ha pensato che io potessi risolvere il problema. Quindi io ho potuto fare solo una cosa per lei, chiamare 3 persone dalla sua rubrica che erano in precedenza, che hanno detto ma io non sono un elettricista, esatto, e chi risolve il problema alla signora è un elettricista. Allora quando noi facciamo orientamento con i ragazzi e dobbiamo parlare esplicitamente di prestigio sociale delle professioni, perché a conti fatti oggi siamo in un mondo rivoluzionato, in piena rivoluzione, in cui il prestigio sociale passa intanto tra chi ha un lavoro e chi non è ancora nella possibilità di averlo, che ci piaccia oppure no. Secondo, le professioni che prima non erano ritenute prestigiose, oggi lo sono, e anche forse per fortuna che è così. È importante ricordarci che i ragazzi hanno delle idee che a volte sono retrograde e sono frutto delle nostre stesse teorie ingenue e sta a noi contestarle, ma non contestarle con rimprovero o con la valutazione. Voi come insegnanti avete il potere di giocare con il vostro ruolo, che non è solo di valutazione, non è solo di mentori, non è solo di monitoraggio dei processi formativi o di informazione sui contenuti. Potete fare tanto, per esempio vi potete togliere tutte quelle curiosità sui ragazzi, cioè io ad esempio avrei voluto dire a questa ragazza, se avessi avuto tempo, quella della commessa, perdonami ma rifai un po' questo gesto e mi dici che cosa significa, cosa ti fa paura per esempio la commessa, dimmi secondo te quali sono le competenze che deve avere una commessa e in quale altro mestiere lo ritrovi? Per esempio, la velocità nell'analisi delle informazioni è solo della commessa? La velocità nel calcolo a mente è solo della commessa? La capacità di sorridere, perché io non so per voi com'è, ma io quando vado al supermercato e la signora che è in cassa mi tratta male, io insomma non esco contenta, sono più contenta se ho quel volto amico. Sempre in quel libro che vi ho consigliato, Ciao e poi, di Eric Berne, si parla del potere immenso delle carezze. Le carezze non solo fisiche, quelle anche verbali, di sguardi, per tutto quello che è il riconoscimento che noi diamo all'altro. Allora, ogni mestiere è fatto principalmente di socialità, del suo modo di entrare in relazione con l'altro. E quindi sarebbe interessante, per esempio, chiedere ai ragazzi di confrontarsi sulle idee che hanno sulle professioni, sulla base di quali sono le competenze che danno a queste professioni e vedere in che modo le mettono in connessione con altre professioni. Per esempio, adesso Paolo Bernardi dice, senza pensare a tutti quei nuovi lavori che il digitale sta creando. Certo, assolutamente, o anche quel digitale che è nuovo e che entra nei lavori che già c'erano. Pensate a come era concepito il mestiere del medico fino a 20 anni fa. Era un lavoro che aveva a che fare direttamente col corpo, con la carne, col sangue, con le punture. Adesso il lavoro del medico, pensate al medico chirurgo, sta diventando un lavoro digitale ed informatico, perché le macchine sono più precise di noi e allora nel momento in cui il medico dell'ospedale che fa il chirurgo ha la possibilità di dotarsi di un bravissimo tecnico, che per di più spesso ha fatto, non sempre fa anche l'ITS Academy, a volte è solo un tecnico che ha fatto 5 anni, eppure è colui che ci permette di essere operati. Lui può digitare sul suo iPad e ci sarà una macchina, perché questa è la nuova rivoluzione, che opererà al suo posto. Quindi il medico di oggi deve avere delle competenze digitali ed informatiche, che ci piaccia oppure no, non in sostituzione di quelle che aveva prima, ma a complemento di quello che aveva prima.
che è ben diverso. Uno psicologo degli anni 90 poteva permettersi di fare delle ipotesi e basta. Uno psicologo di oggi deve avere il coraggio e la determinazione di ricercare nella scienza le risposte alle sue ipotesi. È cambiato drasticamente lo stile di pensiero. Voglio dire, pensate a voi insegnanti, prima parlavamo proprio di questo, cioè aggiungere anche la valutazione delle competenze. Prima era intuitiva, certo che lo facevamo. Se voi ci pensate, tante volte i ragazzi che hanno un basso profitto sono anche quelli che poi a livello di competenze nelle life skills sono ancora un po' indietro, non sono ben maturati, le due cose spesso vanno di pari passo. Ma perché questo? Perché nella didattica orientativa faccio esattamente questo, ti propongo dei contenuti così che tu attraverso l'apprendimento dei contenuti possa apprendere la più importante di tutte le competenze, come si impara. Qualsiasi cosa, come si impara, come ci si esprime, come si espone, come si guarda, come si sta in autonomia. Allora, un po' di tempo fa ero a cena con una persona per cui ho lavorato un po' di anni fa e mi raccontava che era rimasta sconvolta perché a un colloquio di lavoro per un posto abbastanza prestigioso in una struttura per minori che avevano commissariato, una ragazza che doveva essere assunta si è presentata accompagnata dal padre, che per di più l'ha voluta scortare dentro per assicurarsi che non ci fossero i delinquenti, però lì i delinquenti c'erano perché era una struttura per persone che hanno commesso reato. E giustamente questa persona mi diceva: ma come faccio io a valutare la sua capacità di essere autonoma e responsabile nel suo lavoro se pure per presentarsi a un colloquio con me ha avuto bisogno della presenza di un adulto? Lei anche adulta, allora dove ha sviluppato la sua agentività di adulto? Dov'è che è in grado di fare una scelta buona per sé? Dov'è che è in grado di dire mi autoaffermo e sono capace di essere responsabile di quello che scelgo? Se ho bisogno della mia figura di riferimento educativa come un papà, una mamma, per scegliere anche un lavoro buono per me, vuol dire che non ho acquisito una competenza autonoma nel fare una scelta. Ok? Ecco perché è importante la nostra figura di mediazione. Noi portiamo gradualmente all'autonomia. Allora, quando i vostri studenti vi chiedono, prof, ma secondo lei io che scuola devo fare? Oh, bene, vedo un po' di facce che mi fanno sì con la testa. La risposta giusta è rispondere con una risposta. Come mai lo stai chiedendo a me? Rispondo con una domanda, grazie. Come mai lo stai chiedendo a me? Perché proprio io? Hai fiducia in me? Perché ti interessa il mio percorso? Come mai lo chiedi a me? Ovviamente non così provocatorio, in un modo più gentile. Ma il punto è proprio questo: in che modo pensi che io o la mamma possiamo rispondere al tuo posto a qualcosa che ti riguarderà da qui ai prossimi 3 o 5 anni, quantomeno? Ok, credo sia molto interessante pensare a questo. Cosa vuol dire mettere il ragazzo al centro? In questo momento, caro Giovannino, che mi dici, ma prof, mi dice lei in che scuola mi vedrebbe perché io non ce la faccio proprio, sono in ansia solo che ci penso che devo scegliere. Mettere Giovannino al centro significa dire: bene Giovannino, vedo che c'è qualcosa che in questo momento ti fa paura. Partiamo un po', andiamo indietro, ma oltre a me, qualcuno ti ha già risposto a questa domanda? La mamma, gliel'hai fatta questa domanda alla mamma? La mamma cosa dice? E di questa scuola che ti dice la mamma, tu cosa pensi? Ne sai qualcosa? Perché non provi a fare una ricerca sul piano di studi di questa scuola? Vediamo che cosa ti chiedono. E lui dice: ah, ma sì, ma scienze umane, perché secondo me così studio bene le scienze e poi se voglio fare il medico ho già una bella base di anatomia, per esempio. Noi glielo dobbiamo dire: ma tu lo sai cosa sono le scienze umane? Per esempio. Andiamo a vedere cosa sono. È chiaro che io, se ve lo dico così, voi pensate: ma io non posso prendermi 20 minuti, un'ora per ogni studente per fare questo. Certo, ma voi potete decidere di utilizzare i vostri momenti di didattica
quando sarà il caso, partendo già dal mio punto di vista, in alcuni momenti dell'anno, per fare delle attività orientative. Voglio dire, se io ho desiderio che i miei ragazzi si cimentino con la ricerca delle informazioni, posso scegliere di farlo su una ricerca a caso o posso scegliere di contestualizzarlo. Se voglio che loro apprendano a riconoscere il territorio, posso farlo in modo generico o posso decidere che del territorio loro dovranno per esempio fare una mappa delle scuole, ad esempio. Posso decidere che nel momento in cui i ragazzi mi hanno fatto una ricerca su una scuola in particolare e su come storicamente si è evoluta, quindi parliamo di storia del territorio, io posso dire, bene, che dite? Approfondiamo anche le materie e ci portiamo avanti. E se i ragazzi dicono si fanno tante ore di scienze, io posso fare una domanda, ma le scienze quali sono? Per esempio. Oppure davanti a un ragazzo che è molto in difficoltà nell'esprimere le sue opinioni ai genitori perché si sente intimorito dai genitori, io posso decidere che nel momento in cui voglio che i ragazzi sperimentino cosa significa fare una piccola intervista, l'intervista sarà: mamma, che scuola pensi che dovrei fare? Tu che scuola hai fatto? E domande di questo tipo. E ci posso lavorare su. Posso decidere che quando voglio far lavorare i ragazzi sull'intervista ci metto dentro gli stereotipi. Per esempio, papà, tu cosa pensi delle donne che restaurano macchine d'epoca? E in questo modo i ragazzi dalla prima media possono iniziare a familiarizzare con dei temi di orientamento che quindi non li troveranno impreparati, perché vedete, per essere al centro del mio processo orientativo, io devo essere un esperto della terminologia dell'orientamento, devo sapere di che cosa sto parlando. Allora, l'ultima domanda è: quale scuola vuoi fare? Prima di questo è: conosci le scuole? Ma tu sai dove viviamo, quali scuole ci sono? Per esempio, c'è un indirizzo di studi che ti piacerebbe tanto ma nel territorio non c'è? O anche, ma qual è una scuola che secondo te non vale per niente? Perché vedete, il nostro obiettivo quando noi facciamo orientamento è tutto tranne che dare la nostra opinione. Noi abbiamo il compito di presentare le scuole, l'offerta formativa del territorio, in modo scientifico e escludendo il nostro parere. L'obiettivo è questo. A me non interessa quello che penso delle scuole superiori, perché ne so poco delle scuole superiori, dato che non le vivo. Quello che però so è che ci sono queste scuole e che ci sono questi percorsi. Allora io ti permetto, studente nella classe, di approfondirli e di conoscerli, così che tu possa apprendere a cercare di capire in che modo avvicinarti o meno a quello che ti piace di più. In questo senso Soresi ci diceva una cosa molto interessante. Allora, Soresi, che per di più è uno dei più grandi esperti di orientamento insieme al gruppo dell'Arios qui a Padova, loro sul sito hanno fatto un articolo molto interessante su quali sono le caratteristiche che deve avere un orientatore. Su alcune, insomma, possiamo sindacare come su tutto, però a un certo punto dice una cosa molto interessante, dice: l'orientatore, adesso ve lo proietto anche perché secondo me così poi vi potete vedere anche un po' di bibliografia. Allora, lui dice: l'orientatore non deve dimenticare, eccolo qua, che quello che lui dice non è sempre corretto e non è l'unica verità. Cioè, quando lui trasmette qualcosa deve avere anche il coraggio di ricordare alle persone a cui sta lavorando con l'orientamento, con cui lavora con l'orientamento, che quella è la sua realtà, la sua fetta di conoscenza del mondo reale. E bisogna anche ricordare che l'attenzione che dobbiamo porre è nel non suggerire delle risposte, perché la mia esperienza tiene conto di come io sono e delle risorse che io ho avuto, ma nel momento in cui io parlo con uno studente, io lo conosco dal punto di vista scolastico e per quello che vedo nelle mie ore.
o che mi riferiscono in consiglio di classe, ma io non sono quello studente e non sono a conoscenza di quanto le sue risorse siano le mie. Ecco perché il modellamento sulla base di una tecnica che si chiama la condivisione di un'esperienza della persona, del consulente, non funziona con gli studenti, perché gli studenti lo scambiano per quella che è un'azione di modellamento, ma il modellamento noi, se mettiamo i ragazzi al centro, non lo possiamo fare. Vi metto questa slide sul consiglio, sulla figura strumentale per ricordarvi che la figura strumentale, lo sapete, non ha il compito di fare tutte le attività orientative, perché quelle riguardano tutti noi. La figura strumentale ha il ruolo di coordinare e promuovere le attività di orientamento, ma non può senza la presenza dei suoi colleghi all'interno del consiglio di classe. È il motivo per cui davanti a delle situazioni che riguardano le attività di orientamento o delle cose che sono venute fuori con una famiglia piuttosto che con un genitore, uno studente o un genitore, è bene confrontarsi all'interno del consiglio di classe, perché proprio perché voi vi trovate ad essere orientatori senza essere orientatori, alcune delle vostre risposte possono essere fuorvianti per i ragazzi. Mi interessava farvi vedere questa slide che si vede poco, però dato che abbiamo parlato di possibili attività, noi possiamo veramente pensare di giocare con le attività di orientamento nelle 3 classi. Possiamo pensare, e questa come spazio orientamento è la nostra idea, di sviluppare nel tempo percorsi orientativi longitudinali che vedano i ragazzi coinvolti pian piano in varie attività attraverso la vostra didattica, i momenti di orientamento. E allora sì che diventa importante il coinvolgimento dell'esperto esterno, perché l'esperto esterno, quando viene a fare le attività di laboratorio, di sportello, vi permette di creare un gancio con quella che è una realtà estranea alla scuola. Ma noi non siamo sostituibili e voi non siete sostituibili. Quindi lavorare sullo stereotipo, cioè andare a destrutturare una teoria ingenua, non si può fare in un'ora, si fa in un percorso di crescita. Non so, voi lo sapete meglio di me, tolgo le slide perché mi piaceva guardarvi. Sapete meglio di me che i ragazzi spesso quando arrivano a conclusione di un anno e si fanno le vacanze, sembra che abbiano disimparato tutto e tornano nelle teorie ingenue. Giusto? Per cui se voi gli chiedete quanto fa 70%, sono ancora lì a mettere in colonna. Questo perché la teoria ingenua, dato che si è creata nel momento in cui la curva di apprendimento era all'apice, tende sempre a ritornare. Ma questo vale anche per gli adulti. Se noi siamo colti impreparati, tendiamo a rispondere anche su cose che conosciamo benissimo da un punto di vista strutturato con le nostre teorie ingenue. Allora è importantissimo lavorare sugli stereotipi, sui pregiudizi, sulle idee, sulle scuole con i ragazzi a lungo tempo, così che loro abbiano tanto tempo per solcare una nuova via cognitiva nel loro modo di esperire l'ambiente. Questo vale per tutto. Le abitudini cambiano nel momento in cui noi diamo tanto tempo alla nostra mente per creare una nuova strada che diventi ancora più battuta di quella di prima. Mi prendo un attimo per leggere la domanda e per prendere fiato. Se c'è qualcuno che vuole fare un commento, noi abbiamo un'altra mezz'oretta. Io potrei andare avanti molto, però so che siete tanti, ma sarebbe veramente bello provare a riflettere insieme su questi temi, dato che ci vedremo anche dopo e lavoreremo sul consiglio orientativo. Se vi va di condividere qualcosa, prendetevi uno spazio. C'è un intervento interessante in chat sul consiglio orientativo. Sì, infatti sto leggendo, la professoressa Zaramella. Sì, sono d'accordo, nel senso che è quello che dicevo anche all'inizio, se noi prendiamo il consiglio orientativo esattamente per quello che ci è stato calato dall'alto quando nel secondo dopoguerra ci hanno chiesto di dare il consiglio orientativo, perché purtroppo qui stiamo parlando veramente di storia della didattica e dell'orientamento, preso così è uno strumento che è solo castrante.
e soprattutto non rispecchia quello che dicevamo, cioè di mettere lo studente al centro. Però la domanda che ci siamo fatti, e poi abbiamo cercato un po' di bibliografia, che non sempre ci ha dato retta, a volte ci siamo dovuti anche fare delle ipotesi, cioè nel momento in cui noi abbiamo uno strumento, ora gli strumenti nascono neutri, non è che hanno connotazione positiva o negativa, noi abbiamo una cosa e la possiamo usare. Dobbiamo portare a casa questo consiglio orientativo, noi lo dobbiamo consegnare, ma nel frattempo dobbiamo fare in modo che anche questo sia uno strumento in cui lo studente si veda attivo. E allora dobbiamo pensare a come renderlo attivo. Allora, mi viene sempre in mente, l'altro giorno ho fatto un incontro molto simile a questo. A un certo punto degli insegnanti dicevano: sì, ma dove lo mando questo ragazzo che è fatto in questo modo piuttosto che questo? E mentre io sentivo dove lo mando, mi sono venuti in mente dei film che ho visto. E, per esempio, così parliamo proprio di cultura generale, cultura pop, Harry Potter, che molti di voi avranno visto. A un certo punto nel primo film c'è una scena interessante, c'è questo cappello parlante che ha il compito di smistare i ragazzi nelle varie case della scuola di Hogwarts, e arriva ad Harry e il cappello fa: mamma mia, è proprio difficile, sei così, ma ti piace fare questo, ma dove ti colloco? Dove ti colloco? A un certo punto il caro Harry dice una cosa, dice: ma tutto tranne questo, non serpeverde. E la cosa interessante è che il cappello dice: vabbè, se è questo quello che vuoi, allora facciamo come dici tu. Perché alla fine io ti posso anche dire che Serpeverde ti fa diventare grande e espone al meglio le tue potenzialità, ma se tu non ci vuoi andare, non ci vuoi andare. Giusto? Quindi l'obiettivo è sempre mettere lo studente al centro. C'è un'altra cosa, così vi do anche dei suggerimenti se vi può piacere questo con i ragazzi. C'è anche un altro film interessante che parla di un altro modello educativo sull'orientamento con cui i ragazzi si possono confrontare per capire che devono avere una parte attiva. Non so se vi piace Hayao Miyazaki, ma c'è un film che si chiama Kiki consegna a domicilio, che parte con questa scena, Kiki scritto con tutte e due le K. Parte con questa scena: Kiki è una figlia di una strega e le streghe hanno in questo mondo di Miyazaki hanno questo obiettivo: quando hanno 13 anni devono andare via dalla casa dei genitori saltando sulla loro scopa con il loro famiglio, un animale domestico, a capire cosa vogliono fare della vita. E non c'è nessuno che glielo possa dire, non c'è mamma, non c'è papà, devono andare via, questa è la tradizione. E prima di partire gli fanno una grande festa, perché non c'è niente di più bello di una persona che si prende la responsabilità di scoprire la sua vocazione. Questo credo che sia l'orientamento nostro da tenere, cioè scegliere la scuola non è grave, scegliere la scuola è celebrare le proprie capacità di fare una scelta, spiccare il volo, avere l'occasione di discostarsi dove è possibile, consapevoli che a volte i nostri studenti sceglieranno più per timore di fare qualcosa che contrarierà la famiglia, o per il bisogno di evitare qualcosa che non gli piace, ma anche quella è una scelta. Il punto è che non può esistere una scelta che vada bene sempre. Il punto è che sia una scelta che vada bene realmente in quel momento. Allora io posso anche scegliere di andare a fare il professionale meccanico perché per mio padre e per mia madre fare una scuola dove si studia proprio canonicamente tutti i giorni è impensabile e loro non mi ci vedono, ma io devo sapere, devo essere consapevole che sto scegliendo per questo e non mi sto mettendo in discussione sulle mie potenzialità, che io decido di non vedere se veramente mi piace l'idea di stare in una scuola in cui mi chiedono di potenziare le mie competenze pratiche velocemente, piuttosto che rimanere su una competenza di lettoscrittura. Non me lo chiedo, perché in quel momento per me è più importante non contrariare. Questo mi sarà utile un domani, nel caso in cui io dovessi o non dovessi essere soddisfatto della mia scelta, per ricostruire quello che è successo e ricordarmi che ho comunque fatto del bene per me. Fare la scelta non è scegliere quello che è meglio per noi alla lunga. Ricordo, il processo decisionale è apprendere a fare una scelta che, tra le alternative possibili presenti in quel momento, risponde alla nostra esigenza del qui e ora.
Perché se voi ci pensate, con questa grandissima velocità con cui il mondo cambia, in positivo e in negativo, un mondo che ormai è parallelamente virtuale e fisico e pieno di stravolgimenti, noi non possiamo pensare di immaginare come saranno i mestieri e i lavori tra 10 anni. Noi sappiamo com'è oggi il sistema di istruzione, ma è ben diverso. Allora, chiedere ai ragazzi di proiettarsi tra 10 anni, 5 anni, 3 anni è veramente tanto. Non trovate? Non è quasi creare una nevrosi indotta da noi? Quando invece potremmo permettere loro di gioire della bellezza di stare nel momento presente, che è il nostro compito, piano di realtà, analisi della realtà, pensiero analitico, che non significa non tener conto delle conseguenze. Ma di quali conseguenze? Ci sono altri commenti? Avete voglia di condividere qualcosa? Mentre voi ci pensate, adesso sono entrata nella spinta di darvi più informazioni possibili. Voglio condividere con voi alcune domande che sono più o meno il nostro punto di arrivo di oggi, a cui vi invito a provare a dare una risposta, chiunque se la senta. O anche no, ma comunque vi chiedo di segnarvele perché la prossima volta potremo lavorarci quando parliamo di consiglio orientativo. Per esempio, mi sono accorta nel corso di questi anni che dato che la scuola superiore ha subito veramente tantissimi stravolgimenti e dato che non tutti devono sapere come funziona il sistema delle scuole superiori, abbiamo delle idee ancora un po' confuse, per esempio, su quali sono le scuole che rilasciano il diploma di Stato e quali no, ad esempio. Poi potremo parlare ancora e ne parleremo di prestigio sociale. Possiamo riflettere, vi invito a farlo, su quanto credete che il voto di profitto sia predittivo del futuro successo scolastico. Io per esempio mi ricordo quando mi iscrissi al liceo che un insegnante, quando conobbe mia madre a fine del primo quadrimestre, disse: ma sa, non si preoccupi, io nella mia lunga esperienza ho scoperto che anche chi non è uscito con ottimo, però se ha una famiglia dove ci sono dei professionisti, può comunque raggiungere dei buoni risultati. E questo, io mi ricordo che mia madre rimase abbastanza sconvolta, anche io non capivo a cosa si riferiva, e lei continuò e disse: sì, quindi non si preoccupi, io continuerò ad insegnare a sua figlia come a tutti gli altri. E quindi la scuola era anche questo, c'erano anche queste idee. Adesso per fortuna, io direi per fortuna, il voto di profitto noi sappiamo che è contestualizzabile, la nostra mente cambia ed evolve in modi molto differenti, e un ragazzo che in terza media non ha raggiunto un buon voto di profitto in una materia, non è detto che non sviluppi un buon ragionamento critico analitico che gli permetta di colmare il divario più avanti. E teoricamente ragazzi che condividono un'intelligenza nella media arrivano a livello di contenuti, proprio di conoscenze e abilità, più o meno tutti allo stesso punto rispetto, almeno per quanto riguarda le abilità di studiare, diciamo verso la fine delle scuole superiori. Poi lì cambia qualcosa perché non sempre c'è la capacità di rendere flessibile il metodo di studio quando si va a fare altro tipo di scuola o di apprendimento. Non tutti i ragazzi poi sono ad esempio responsabili per il mondo del lavoro, quindi ecco perché la scuola non si esaurisce così velocemente, i percorsi di formazione continuano, perché i ragazzi maturano anche il livello di responsabilità in modo diverso. Vi ho messo poi una domanda provocatoria. L'altra volta una persona mi ha detto: mi scusi, ma forse c'è un errore, che è la numero 7, perché tutti quanti, io se vi vedessi al terzo spritz qualcuno me lo direbbe, ma tutti quanti noi abbiamo idee e preconcetti sulle scuole. Allora vi invito a scrivervelo, e poi non ve lo chiederò la prossima volta, però
quale scuola per voi non dovrebbe esistere. In questo senso è un errore ministeriale. Qual è il percorso di studi, il tipo di scuola o l'indirizzo che dal vostro punto di vista è inutile e ci serve da sapere, perché dato che voi avete una funzione orientativa, siete voi che dovete conoscere i vostri stereotipi e i vostri stili di pensiero, altrimenti non potrete tenerli da parte con lo studente. Bene, del consiglio orientativo abbiamo già parlato, io non vi parlerò di queste cose della scuola, vi dico però che intanto penso che noi spesso quando orientiamo, invece che pensare alla scuola che i ragazzi dovranno fare, pensiamo a quello che sarà il percorso che faranno dopo, quindi allo sbocco futuro di quella scuola superiore. Quindi vi invito a documentarvi anche su quali sono le possibilità dopo la scuola superiore, quindi cosa significa davvero università. E il MIUR, vi ho messo su uno slide che poi vi darò alla conclusione del prossimo incontro, però il MIUR ha fatto una sezione di orientamento per gli studenti che ha rivisitato quest'anno, che dal mio punto di vista è ben fatta. Io, insomma, dal mio punto di vista, per quello che poi ho visto anche su come invece vengono poi sintetizzate queste informazioni su altri siti, credo che per esempio ci sia una bella descrizione dell'alta formazione artistica e musicale, coreutica. Per esempio, non tutti i ragazzi sanno cosa sono le scuole superiori di ordinamento speciale, e ancora si sa pochissimo degli ITS Academy. E si sa anche pochissimo di cosa significa entrare nel mondo del lavoro, per cui per esempio molti ragazzi non sanno cos'è un apprendistato e non sanno ad esempio che anche nella ricerca, quando si finisce l'università o si va all'università, anche lì ci sono forme di apprendistato, che ce ne sono altre che riguardano anche la formazione iniziale. Quindi sarebbe bello che per esempio chi fa orientamento, quando parla delle scuole, sappia, conosca quali sono le evoluzioni dei percorsi formativi, così che davanti alle domande, ai dubbi dei ragazzi non sia totalmente impreparato. Quindi mi è piaciuta l'idea di partire facendo un salto nel futuro, proprio per parlare di nevrosi quando proiettiamo i ragazzi troppo in là. C'è stato uno stravolgimento un po' nei percorsi di formazione, ve li riporto comunque giusto per dare 2 informazioni. Ci sono 6 percorsi di istruzione liceale con 8 indirizzi, ci sono nell'istruzione tecnica ci sono 2 settori che si sviluppano in 11 indirizzi, i quali i 2 settori hanno il biennio comune, 11 percorsi di formazione di istruzione professionale, e poi c'è la formazione professionale che ha percorsi triennali ma anche dei quarti anni. E il MIUR ha rivisitato anche un pochino la descrizione di cos'è la formazione professionale quest'anno, così che ci siano anche un po' meno misconcezioni. Non vi faccio vedere queste cose, ma vi dico che queste informazioni le trovate tutte quante sul sito del MIUR, che adesso vi do, l'ho messo da qualche parte. Ci sarà sicuramente alla fine. Comunque, se voi cercate eccolo qua, www.orientamentoistruzione.it, molto semplice, e trovate tutto quello che vi serve, e io credo che questo sia uno strumento molto molto utile anche per i ragazzi, se si vuole partire. Cioè, perché non partire esattamente dalle fonti ufficiali? Leggo questa domanda, l'avevo già letta? Ah no. Beh, certo, gli errori sono il modo per imparare, d'altra parte noi apprendiamo a camminare cadendo, anche ad andare in bicicletta ci facciamo male e quello ce lo ricordiamo, diamo un senso. Il potere della narrazione degli errori è importantissimo, anche in questo senso il ruolo del mediatore, quindi dell'insegnante, è fondamentale. Se voi ci pensate, io parlando dei miei insuccessi ricostruisco, ricuccio la mia storia, do un senso e sono pronta a superarli. La narrazione fa parte del vostro rapporto con gli studenti. Sì, palesemente sbagliate, e lì dipende, le scelte, professoressa Zaramella, sono sbagliate nel momento in cui lo studente non è consapevole, perché se io voglio andare a fare il liceo delle scienze umane, oggi mi piace tantissimo il liceo delle scienze umane, perché è quello che ha fatto la mia mamma, ma io trovo insensato tutto il ragionamento su come si è evoluta la società. Però
in questa famiglia in cui io sono cresciuto è impossibile pensare a una scelta diversa, io temo molto di contraddire mia mamma, a 13 anni non è una scelta sbagliata, si fonda solo su presupposti diversi. Ah, ok, mi scusi, vabbè, comunque anche per me dà uno spunto per riflettere, non avevo visto la domanda precedente. Ah, cosa fare con quei ragazzi che stanno palesemente sbagliando? Beh, intanto appunto fare domande, permettere ai ragazzi attraverso queste domande di capire a che tipo di bisogno stanno rispondendo. Credo che questo sia il primo punto. Io poi posso anche dire assolutamente no a questa scuola, come stavo dicendo, ma nel frattempo almeno capisco perché e capisco che se in questo momento io non voglio contraddire mio padre o voglio assolutamente rendere orgoglioso di me questa insegnante, perché poi voi avete un ruolo veramente importante nelle idee dei ragazzi, nei pensieri dei ragazzi. Io devo essere consapevole che in questo momento per me questo bisogno è più importante che concentrarmi sui miei interessi. Poi questi ragazzi hanno appreso a fare il match tra stile di pensiero e interesse? Cioè si sono mai chiesti, per esempio, se io ho un ragazzo che è appassionato, per esempio, di una qualsiasi attività didattica che ha fatto e gli viene proprio bene, lui ha appreso che casomai questa attività didattica che lui ha fatto è orientativa e si ripercuote anche su più di un indirizzo di studi e che questi indirizzi di studi si sviluppano con metodologie didattiche differenti. Cioè, l'obiettivo è creare connessioni dal mio punto di vista. Ci sono altre domande? Scelte non ragionate, certo, le scelte non ragionate anche lì, il nostro ragionamento è il ragionamento di adulti con un'esperienza anche di fallimenti, con una conoscenza del mondo. Il punto è che anche lì mettere al centro lo studente significa ricordarci che il nostro ragionamento su di lui ha poco peso. Allora, noi possiamo aiutarlo ad arrivare a un ragionamento più focalizzato, ma può anche essere che la scelta resti la stessa. Allora, per esempio, mi è capitato quest'anno di incontrare una ragazza che aveva veramente delle gravi insufficienze in una scuola superiore che stava frequentando e abbiamo fatto un colloquio e effettivamente vedendo questa mole di insufficienze sarebbe stato davvero importante per lei provare a cambiare scuola, ma a un certo punto lei mi ha detto una cosa che ho ritenuto estremamente lungimirante. Lei mi ha detto che l'idea, nel momento in cui si trovava emotivamente e a livello familiare, l'idea di dover cambiare di nuovo scuola era per lei così difficile da accettare e da gestire che preferiva una bocciatura. Ora, possiamo essere d'accordo, possiamo non essere d'accordo. Il ruolo dell'orientatore non è approvare le scelte dei ragazzi, come non lo è il ruolo dell'insegnante. Voi non dovete approvare niente perché non stiamo parlando della vostra vita. Voi avete il ruolo di permettere allo studente, attraverso la vostra funzione di mediazione, di soffermarsi sul perché. Allora, un conto è dire no, preferisco la bocciatura, non mi importa niente, io non me ne vado da qui. Ma una ragazza che si ferma e dice sì, io lo so, certo, lei ha ragione, è vero, tutte queste insufficienze, però in questo momento io non ce la faccio. Io ho bisogno della mia zona di comfort. Non riesco a immaginarmi con nuovi insegnanti in un'altra scuola. Almeno qui, sì, ripeto, ma conosco già un po'. Per noi può essere assurdo, ma per lei il bisogno di costruirsi un ambiente conosciuto era vitale in quel momento. Allora il punto è che il ragazzo spesso arriverà a dirvi: io voglio fare lo youtuber, io voglio fare quello che fa i video su TikTok e guadagna, voglio fare il rapper. Da me andava di moda quando io ero giovane, c'era ancora il mito dei rapper che guadagnavano un sacco di soldi facendo canzoni stupide, dove non c'era per niente poesia. Il punto è analizziamo il fenomeno, cioè fare
il TikToker, cosa significa? Quali sono le cose che ti piace del fare il TikToker? Guadagnare soldi, guadagnare soldi lo puoi fare in molti modi, ma tanto nel frattempo non li guadagnerai perché fino a quando sei minorenne i tuoi beni non sono tuoi. Quindi ragioniamo, cioè ti piace fare i video? Ti piace lavorare sugli audio? Ti piacciono le fotografie? Ti piace l'idea di dare innovazione? Cioè, di che stai parlando? Perché le idee non ragionate sono non ragionate sempre dal nostro punto di vista e a volte i ragazzi ci danno delle idee che sembrano impulsive, ma è che stanno ancora apprendendo ad autoaffermarsi e quindi hanno anche un po' paura a dirci quello che pensano. A volte l'intuizione va più veloce del pensiero strutturato, d'altra parte hanno 14 anni, 13 anni e non possono aver sviluppato il pensiero come il nostro. Il loro pensiero formale si sta ancora evolvendo. Bella domanda. Come contenere con la scelta della scuola la dispersione scolastica e condividere un percorso che possa garantire un successo scolastico, un percorso di crescita? Il successo scolastico non lo può garantire nessuno, nel senso io posso essere in terza media lo studente più brillante e posso avere un crollo emotivo e motivazionale in prima superiore e fallire totalmente. Posso essere un ragazzo totalmente svogliato che in terza media non ha ancora capito dove sta, cosa fa e trovare un insegnante, un educatore sportivo, un capo scout in prima superiore o semplicemente maturare un po' e decidere che forse mi interessa anche a me andare bene a scuola. Il successo scolastico non è predittivo. La dispersione scolastica, sì, dal mio punto di vista, come psicologa dell'età evolutiva che si occupa di dispersione scolastica anche in casi gravi come appunto la devianza, che è anche una forma di dispersione scolastica, l'unico vero modo per diminuire la dispersione scolastica è fare una buona educazione alla consapevolezza di sé. Perché quanto più io ho ragazzi che si sentono integrati in una realtà sociale, ragazzi che sentono di avere dei punti di riferimento, che hanno delle regole, una struttura, tanto più io non avrò delle mine impazzite. Perché ecco il valore del dare struttura. Se il mio ambiente è strutturato e prevedibile, io trovo un significato. Il significato non può essere né perché si deve fare, né perché non te ne puoi liberare. Non è che i ragazzi devono andare a scuola perché non possono liberarsene. I ragazzi devono andare a scuola perché, grazie al cielo, noi abbiamo un diritto all'infanzia, abbiamo un diritto alla formazione, abbiamo delle leggi che vietano lo sfruttamento. Purtroppo non viene messa in pratica, ma abbiamo anche una carta dei diritti umani e sta a noi rispettarla. I ragazzi devono andare a scuola perché la loro mente non è abbastanza sviluppata da sentire addosso su di sé il peso di questa autonomia e responsabilità. Perché la libertà si muove su strade battute, dove io so che se corro libero non farò male a me e non nuocerò alla libertà dell'altro. Altrimenti è sregolatezza, non è libertà. Allora la dispersione scolastica nasce da una sofferenza spesso anche psicologica, come se psicologica fosse meno importante di medica, fisica, dovuta all'assenza di significato di quello che faccio, dovuta al bisogno del ragazzo di concentrarsi su sfere della sua esistenza differenti. Noi non possiamo ridurre il problema della dispersione scolastica all'orientamento. Noi attraverso l'orientamento possiamo aumentare la connessione tra lo studente e la realtà. E direi che questo è già un piano molto ambizioso. Voi che dite? Sì, farsi necessità di visibilità e di farsi ascoltare, certo. D'altra parte, sempre quel famoso libro che vi ho consigliato di Eric Berne, Ciao e poi, dice questo, dice che noi nasciamo bisognosi di essere riconosciuti. Noi quando nasciamo, se non abbiamo lo sguardo di nostra madre poggiato su di noi, non sentiamo di essere esseri umani, che ci piaccia oppure no. Ci sono delle ricerche veramente terribili dal mio punto di vista, dei bambini abbandonati che crescono in sistemi ospedalieri
dove casomai hanno tutto quello di cui hanno bisogno dal punto di vista fisiologico, quindi sono al caldo, sono vestiti, hanno cibo, sono puliti, ma dato che non c'è personale che li tiene in braccio, che li guarda, che col suono prosodico della voce gli dà un'intonazione, e cadono in quella che viene definita una depressione infantile e si lasciano quasi morire. Questa è l'importanza del sentirsi visti. E quindi io direi che possiamo dare tanta importanza, no, al bisogno dei ragazzi di essere ascoltati, e poi ascoltati come? Anche questo ascolto va contestualizzato. Io non posso avere dei ragazzi egocentrici che non possano fare a meno di essere ascoltati, ma posso dare valore a quello che i ragazzi dicono. Sono due cose diverse, altrimenti cresciamo dei bambini tiranni. Che ne pensate? Ci sono dei commenti finali? Ovvio Stesi. La prossima volta vi prometto che facciamo qualcosa di un po' più interattivo. Sono sicura che che avrete delle idee contrastanti sulle mie proposte, ma penso che da questo nascerà un apprendimento condiviso. Credo che questo incontro sia stato utile anche per me. Credo che fare orientamento per chi non è direttamente nella scuola secondaria di primo grado sia molto difficile se non c'è il contatto diretto con gli insegnanti. Quindi il mio personale obiettivo era quello di connettermi a voi e di ascoltarvi, e anche questi pochi spunti sono stati fondamentali. Grazie veramente a tutti. Abbiamo tempo, non so se avete voglia dell'ultima domanda. Niente? E se vi può interessare, per la prossima volta vi condividerò le slide anche con un po' di bibliografia, eventualmente, proprio cose veloci. Io non sono per la bibliografia cattiva, niente libri lunghi. E se potete fate guardare ai ragazzi chi consegna a domicilio. Grazie a tutti voi.